Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Stamattina c'è stata la mobilitazione degli studenti che hanno protestato per l'alternanza scuola-lavoro e il caro libri. A Catanzaro il corteo dei ragazzi ha creato disagi alla circolazione. Vediamo. Striscioni e cori a Catanzaro, dove 1 migliaio di studenti degli istituti superiori del capoluogo sono scesi in piazza. Il corteo si è snodato per le vie del centro, creando notevoli disagi alla viabilità. La rivendicazione dei ragazzi riguarda l'alternanza scuola-lavoro. I percorsi individuati dovrebbero rispecchiare e completare l'indirizzo di studio scelto, hanno ribadito gli studenti, che chiedono il rispetto dei diritti e della normativa introdotta con la buona scuola. La mobilitazione non è solo calabrese ma nazionale e ha coinvolto 70 città. Gli studenti aderenti alla rete della conoscenza Unione degli Studenti hanno indossato delle tute blu contro lo sfruttamento. Insomma, l'alternanza scuola-lavoro non può tradursi, le cronache lo hanno riportato, in manovalanza gratuita per le aziende che vogliono risparmiare sul costo del lavoro, ma deve essere un'opportunità per conoscere l'organizzazione delle attività, capirne le dinamiche, orientare al futuro. Contestato anche il caro libri, che pesa e tanto sulle famiglie, e chiesto agli insegnanti di limitare nuove adozioni di testi scolastici. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!